Si avviano a conclusione i lavori sul versante della frana di Caracoi in comune di Roccapietore. Il cantiere avviato dalla provincia a gennaio si è rimesso in moto lo scorso 20 aprile e procede speditamente. I lavori riguardano la sistemazione di una frana e la messa in sicurezza del versante che sovrasta la strada comunale di collegamento tra Le Grazie e Caracoi, una zona che dopo Vaia e a seguito delle piogge torrenziali del novembre 2019 ha mostrato diversi segni di cedimento, ma è solo uno dei tanti interventi che debbono essere eseguiti a Rocca, piegata in questi anni da una serie di circostanze pesanti che hanno danneggiato tutto il territorio. La tempesta, l'uragano Vaia, ha colpito il comune di Rocca da cima a fondo, quindi dalla frazione più bassa di Masarè fino alle frazioni più alte, quindi quasi fino al passo Fedaia, l'aste compresa, facendo danni ovunque. Triste, commenta il primo cittadino di Roccapietore, girare ancora oggi il territorio perché lavori da fare per i prossimi anni ce ne sono troppi e i mesi per lavorare in alta montagna sono pochi e condizionati dal meteo. Oggi, oltre al clima, si sono aggiunti i problemi legati all'emergenza Covid. Vedo che adesso iniziano piano piano, con tutte le difficoltà del caso, perché adesso bisogna anche riuscire a dare a queste imprese, a queste ditte che lavorano, la possibilità di mangiare e di dormire sul posto, perché non tutti sono vicini. E questo è uno dei problemi che l'amministrazione sta cercando di risolvere. Resta la fiducia, nonostante tutto. A Roccapietore, dopo essere stati interessati da un'emergenza neve importante del 2014, con la grande valanga che ci ha travolto la seggiovia, gli ski lift di Malgacciapella fermi, la stagione persa, quella successiva fatta a metà, diciamo, poi è arrivato Vaia dove ci ha visto in pieno epicentro, occhio del ciclone con 110 milioni di danni sul territorio, adesso il coronavirus. Mi viene da dire che la gente e anche il sindaco sono piuttosto stanchi.